non ce la faccio più. Ma sto per farlo davvero. What's up, Alpiners? Ponte. Ebbene sì, Tosi, sto per farlo. Carico come un mulo, che manco Omar di felice. Ho deciso di fare la Bragozzata 2021. Una di quelle cose che si fanno una volta nella vita, penso, e che quando le hai fatte ti penti di averle iniziate. Come a fidanzarsi, ciò. Seriously, what the f... Motivato dal miglior ortopedico d'Italia, Pian. Gabri, mi devi 100 euro. Partiamo bene. Oggi, 1° agosto 2021, ho deciso di fare Bassano-Milano a tappe. Piantosi, non è niente di epico, lo so, però è la motivazione che mi spinge a fare questa bragottata. Voi direte, sarà sicuramente perché a Milano c'è la mona, c'è la patata, e invece no. Quell'ortopedico di cui vi parlavo prima, lo stesso che mi ha operato ad un ginocchio e mi ha tolto i punti durante un Modena Ski Pass, il medico... Recuperiamo un bisturi usato. Whisky ce l'hai. Dai che mi trema la mano. Ma non è neanche gonfio. No, ho fatto bene a fare i segni col pennarello del bisturi. Sembra quasi che ti abbia operato da due. Così? Visto che è un super appassionato di ciclismo, un giorno si sveglia e mi fa: quando è che vieni a trovarmi a Milano? Così facciamo un giretto in bici insieme nelle zone lombarde. E la mia prima risposta è stata: ma sito Semo. Ciao Gabri. In realtà mi ha convinto quando mi ha detto: sai, io lavoro in un centro medico bellissimo, all'avanguardia, e tu sicuramente non farai una visita medico sportiva da chissà quanti anni. Infatti è dal 2001. Forse lui si aspettava che io arrivassi in treno e non in bici, ma anche grazie a questa motivazione della visita ho deciso di salire in sella alla mia Iena di Villiers e di affrontare questa ennesima bragottata. I più attenti di voi si saranno già accorti che la bici ha subito dei cambiamenti, ma per gli amanti del bike porn, YouTube vedi di non bannarmi per favore, ora vi farò velocemente vedere quali sono le migliorie apportate. Oltre ad un velocissimo cambio di manubrio per questioni di comodità, quando decido di fare qualcosa la decido sempre all'ultimo, grazie a Shimano mi è stato montato questo GRX nuovo di pacca DI2, ovvero elettronico, con doppia corona davanti da 46-30 e 11 velocità posteriori, con ergonomia delle leve e gomma pensate proprio per la gravel. Ragazzi, c'è poco da dire su Shimano. In fatto di silenziosità, precisione del cambio e affidabilità sono i numeri 1. Io mi trovo benissimo. Questo cambio è la prima volta che lo provo e magari nei prossimi video vi darò una recensione più completa. La cosa che sarà sicuramente saltata agli occhi a tutti della mia Iena di Villiers, vi ricordo il video di presentazione qui in alto a destra, sinistra, ciclista, sono sicuramente le nuove ruote, le Ursus Miura TC37. Infatti sono davvero felice ed orgoglioso di presentarvi questa azienda che ha deciso di supportarmi. Isemati, io so. Ursus è un'azienda totalmente italiana, specializzata da oltre 50 anni in lavorazioni meccaniche di precisione, e dal 2000 si è affacciata anche al mondo delle biciclette da corsa e mountain bike grazie alla produzione di ruote di alta gamma e manubri. Tra le altre cose ha un'azienda incredibile, all'avanguardia e super tecnologica. Pensate che hanno anche un giardino botanico all'interno, oltre che una mia foto gigante proprio nell'ufficio del proprietario. Assemblano tutto a mano, sono proprio le mani esperte degli operai a mettere insieme qualcosa di così efficiente e bello. Ma sapete qual è la cosa più bella di tutte? Che Isede Rosà vicinissimo a Bassano, il che vuol dire che posso parlare di Aeto e mi capisse. Mi fa piacere. È davvero un motivo di orgoglio per me collaborare con aziende così vicino casa come Villiers e Ursus, per non parlare di Fizik ed Elite. Ese tutte venete. Semo o non semo i più forti? Visto la lunghezza del viaggio ho dovuto caricare la Villiers tipo mulo e mettere tutto il necessario nelle borse Miss Grape targate Villiers. Cosa che ho messo? Scarpe, vestiti normali, igiene personale, che vuoi ogni tanto, GoPro per un Saeado che troverò per strada, GoPro mia, drone, robe da bici, borse, sto per farlo. Non sono più così convinto, E ovviamente, oltre ai panini con la soppressa e le birrette che troverò per strada, non può mancare la droga. E sì, scusate, gli integratori, magari non li prendo tutti, Mettiamo tutto nelle borse. Ale, e torniamo in sella. E voilà! Nel frattempo sono a Vicenza, controvento, una delle moltissime cose che non ho considerato. Bravo Roby. In descrizione qui sotto vi lascio il link di tutti i prodotti. Vi chiedo per favore di cliccarci, a voi non costa niente e così mi supportate. E inoltre fatemi sapere con un commento se vi piacciono queste informazioni tecniche, perché avendo la fortuna di collaborare con aziende prestigiose posso organizzare qualche incontro con qualcuno che ne sa sicuramente più di me e porre a loro delle domande. Che ne dite? Ma che evento c'è? Nel frattempo guardate la meraviglia di Vicenza. Che meraviglia. E la sua piazza dei signori.
Che beose il Veneto. Sì, anche tu, anche tu. Ma vabbè, è meglio se ritorno a pedalare, va? Anche perché essendo partito tardino, per motivi temporaleschi, l'idea è sì quella di arrivare a Milano, ma magari fermarmi una notte a Desenzano o limitrofi, giusto per spezzare il viaggio, no? Ho studiato il percorso online anche grazie ai consigli che mi sono arrivati da voi attraverso il mio Instagram questo qui. Grazie ancora a tutti. E dovrebbe essere un misto tra asfalto e sterrato e ciclabili. Ma che vento! E quindi la gravel era la migliore soluzione per un viaggio simile. Speriamo bene. Se c'è sto vento fino a Desenzano, moro. Prima, qua fuori, Vicenza. E tu dimmi cosa pensi di me? Sì? Che sei una merda. Che bella la Jalapas. Se mai doveste guardare un video una volta, sappiate che siete stati i miei idoli. Il problema al momento è che io devo andare di là e quello lì è il vento. Ma non mi manca tanto. 90 km contro vento. Pausa. 2 seconds later. Ben Fioi, avevo messo in conto di prendere acqua, anche se speravo di non prenderla. E al momento mi sta anche andando bene, ma certo non avevo messo in conto di prendere vento. Tanto vento. Piccola pausa che magari cessa. Mi è venuta voglia di andare in bagno. Che fatica. Buttiamo via un po' di gel e barrette che ho già consumato e rimontiamo in sella nonostante il vento. Mi piace l'idea di raccontarvi le mie sensazioni di un viaggio simile, anche perché è la prima volta che provo qualcosa di così estremo, tra virgolette, per me. E posso in mezzo al vin. Guarda vin che sei in Veneto, guarda vin dappertutto. Ma che bello. E cosa sono quelle nuvole nere lì? Ah, non importa, il vento le spazzerà via come sta spazzando via me. Ma guarda vin. Rota ex veronese, anche qua e trovo. E un altro gusto qua c'ho. Verona 33. Bene. Fioi! Madria che vento! Fare un viaggio come Bassano-Milano non è nulla di epico, lo so bene, eh? Diffidate da chi fa 200 km e crede di aver fatto un'impresa. Però quanto è bello provare a superare i propri limiti fisici e soprattutto mentali. Anche solo fare 130 km al giorno per 2 giorni di fila per me è davvero qualcosa di stimolante e mi spinge a non mollare, a non fermarmi. Peccato che go voglia di una birra, ma go una voglia! Fioi! Un bar aperto di domenica ho trovato. Però mi è stato caldamente consigliato da chi ne sa di non esagerare con l'alcol, almeno fino all'arrivo, quindi magari ci ripensiamo stasera, dai. Certo che una birretta non ha mai ucciso nessuno, era integra poi, o no? E infatti facciamo una pausa. Ocio. Grazie mille, ma che bello. Posso chiederti anche una birretta? Sì, ecco. Grazie, buonissimo tra l'altro. Buono, buonissimo. Perfetto. Salute Fioi. Lo so, l'ho presa piccola ed è immorale, però ragazzi, ho già le gambe dure, non posso esagerare, mi tengo un po' per stasera. Attenzione, intravedo la possibilità, forse unica, giù sui manubri e via di cavalcavia a manetta. Ma che bellezza, ma che bellezza. Ok, finito. Ricomincia il controvento e forse diluvia. È colpa di quella nuvola lì, come fa a piovere col sole? Altra pausa, bravo. Se andiamo avanti così arriviamo domani mattina a Desenzano, a Milano fra 4D. Ok Fioi, gas baia. Dai che forse sono fortunato, quando a volta. Fioi, abbiamo finito l'acqua, anche se a smarsisse i pai ogni tanto fa bene. Quindi ricordandovi che chiesa uguale fontanella, quante ve ne insegno, è anche fresca. L'unica roba buona dei Cese. Arrivo in quel di Verona con tanto di Mordor nel cielo, qui a me acciappo tutta me sa. E ovviamente non posso non passare a Verona senza toccare la tetta di Giulietta virtualmente, giusto perché c'è una coda che fa spavento. Evviva l'assembramento. Facendo un video. Direi. Non so se lo sapete, ma se passate per Verona fatelo perché dicono che porta bene. E poi è sempre una tetta. In compenso ripiego facendovi vedere il Colosseo. No, Fioi. L'arena di Verona, una delle meraviglie venete. Guardate qui che robetta. Ed ora riprendendo velocemente la rotta verso il Garda, che non è di là ma è di là, me ciapa già mai, vi racconto velocemente il potere dei social e cosa è appena successo. Chiedevo dei vostri consigli riguardo la possibilità di dormire dalle parti di Desenzano o dintorni per una notte. E cosa è successo? Sono stato contattato da Alessandro, che mi ha messo in contatto con Alberto, che mi ha offerto la possibilità di soggiornare una notte sotto un ponte con il diluvio universale fuori? No. Ai momenti come questo che rimpiango di avere acqua nella borraccia e non lo Jagertee. Caldo. Ma torniamo a noi. Dove dormirò? Boia. Bello. Ed è con questo tramonto incredibile del primo giorno, e questo è stato imbarazzante, a tutti voi che su Instagram mi avete chiamato la pioggia, non ho preso neanche una goccia, che posso finalmente affermare che dormirò a Peschiera del Garda, e più precisamente ospite all'Enjoy Garda Hotel di Peschiera del Garda. Ora vi spiego. Che oltre ad avere delle camere bellissime e un bagno eccezionale, non guardate il bordello che ho fatto in 2 secondi che sono qua, e i francesi, noi abbiamo il bidet anche negli hotel. Ma penso bene!
Hanno anche un servizio lavanderia per le cose da bici e una collezione incredibile e vastissima di cose di qualunque tipo. Ma essendo un bike hotel, la cosa più bella è che hanno un servizio di assistenza per chi va in bici con tanto di noleggio di bici top di gamma. Quindi se passate in zona peschiera, valutate di passarvi qualche notte, perché hanno anche delle guide certificate, e uno è anche un mio amico, che possono portarvi a fare dei giri veramente molto belli. E poi si sa che sul Garda è pieno di mona, che non fa mai male. Ma adesso ripartiamo, non arriviamo più. Piccola rota ex col Porfido e via verso Milano. Sento già l'odore di smog. Questo era per far vedere che con un attimo di gamba, che non ho, la gravel non ha nulla da invidiare ad una bici da corsa, a parità di amatorialità. Ma attenzione, al secondo giorno di mattina appena partito, è qui il primo strappo di queste giornate con le borse. Ok, calma Roby, sei appena partito, in piedi sui pedali, dai gasato, vai fuori giri, fuori sella, fuori come un balcone. Sta sentà che arrivare a Milano se lunga. E poi ti aspettano gli aperitivi, Ed eccoci sullo sterrattino, il pane della gravel. Peccato che finio cosa? Che c'è discesa, sgomattina. No, dove devo andare? Ma veramente di là? No, di qua. No. Sì, messa proprio di sì. Ciano, fa un'inversione? Il motore. E come facciamo a fare l'inversione qua che è strettissimo? Bravo. Oddio, cambia. Proviamo, fuori rotta, tanto per cambiare. Sarà la 30ª volta che lo vedo in 26 ore. E via gasato di qua. Bello, rotondo, alla Marco Fontana, però anche un po' leggiadro, alla Alex Lupato. Ho imparato ragazzi, con le borse magari ho un attimino di più timore del solito, ma ok. Bello qua. E se mi perdo, chi è che mi ritrova? Ma quante piante che sei! Dai Roby, gasatissimo! Mamma mia! Era una pendenza al 20%, 5 metri ma 20%. E giù di nuovo gasato, piano. Quanto ci stiamo gasando? Ricordati che stai facendo bikepacking. Va tranquillo Roby, va tranquillo. Ecco, già meglio. Ok fioi, le borse hanno tenuto per questo primo test. E soprattutto non ho ancora perso le scarpe, il che è un miracolo, conoscendomi. In compenso sono fuori rotta totale. Ma che bello però, che bello! Mi sono ritrovato, anche se preferivo continuare a sbagliare strada, visto che mi manda in salita a far tornanti. Ma da quando è qua sul Garda? Obiettivo Milano. Focus. Stai concentrato. Pensa a qualcosa di bello. Una birra fresca, lo snowboard, le ferie che non fai. Così, a cose così. E via gasato. So finito. Gel al volo. Tra l'altro questo one hand è davvero comodissimo. Si piega e si beve direttamente. E una volta finito lo rimettete nella tasca posteriore o vi stacco le gengive. Sì, se vi vedo inquinare vi meno. Quello che si perde agli incroci, sì. Ciao, buongiorno. Là è Bragotto. Quello che urla da solo in mezzo alla strada. Ma che bello. Ho trovato un sacco di voi in questi giorni. Ovviamente mi sono dimenticato sempre di filmarvi, però è proprio bello. Siete proprio delle belle persone. Ho creato una community, tra l'altro senza volerlo, di persone educate e gentili. È proprio carino. Forse è la cosa che mi dà più soddisfazione di tutte. Quindi davvero grazie Fioi, grazie davvero. Adesso però vado in su. A sto giro non uscirà un video, uscirà un film. A proposito, vi piacciono i video lunghi o li trovate noiosi? Io mi annoio a guardare i miei già dopo 4 minuti. Fatemi sapere. Ma perché vai sempre in su la strada? Non devo andare a Milano. Milano è mica in montagna, oh. Vabbè, ma la meraviglia. Ciao. Ma quanto belli siete. Ciao muso. Ciao. Ma che carini. Oddio, no, non arrabbiatevi. Ciao patatino. Mi manca Ugo. Che bella la natura. Ma ripartiamo verso Brescia, va? Occhioli, guardate che bello. Comincio ad apprezzare veramente tanto i viaggi in bici. Riesci ad apprezzare qualsiasi cosa alla giusta velocità. Bello, Ed è dopo un albero in testa, che ovviamente non ho filmato, che sono arrivato finalmente a Brescia Fioi. Non è Milano, ma ci siamo quasi. Ma dove? Però è qui che voglio tentare un esperimento personale. Ciao, ti posso chiedere una cosa strana da un veneto? Un pirlo, è giusto? Ok. Giustissima. Te lo pago già intanto. 4,50. Grazie. Ok ragazzi, salute. Ho solo una cosa da dire su questa faccenda. Spritz. No pirlo, spritz.
Vi giustifico i 4,50 € solo perché mi hanno portato un botto di roba da mangiare. E in Veneto di solito il mangiare è un sogno. Però diciamo che da noi costa anche 1,50 €, anche 1,20 €. Ma ora Fioi, giù sui manubri, anche in piano, e menare adesso, che sono già in ritardo di 2 orette. Ecco infatti, giallo subito, Ale. Dai Roby Gasato, e via disterrato il più possibile. Milano, arrivo! Un po' calma però, 2000 years later. Dopo aver attraversato tutto il Franciacorta facendo finta di non esserci passato, perché se no io ero ancora là a bere ombre, e no, pa scherzo, e dopo aver dato il mio contributo alla natura. Ciclisti, non è difficile, li mettete in tasca e quando trovate un cestino fate così, guarda. Oh, non è difficile! Sono passato in uno dei miei posti preferiti a darmi una rinfrescata. Eccola, un miraggio, si sbaglia mai però. Stavo per restarci e dopo qualche battuta delle mie, ma se ad Asiago gli abitanti sanno da formaggio Asiago, qui. Sì dai, perdonatemi, ho avuto un momento di difficoltà, serio. Non ce la faccio più. Davvero? È con un pizzichino di orgoglio che posso finalmente dirvi: uè, figa! Milan? Lei è un gran Milan. Com'è? Come andavo? Devo migliorare sul milanese. Che soddisfazione! Ma ora, dopo 260 km e con il Garmin che segna 40 birrette, vado a prendere Gabriele Tiabia. Giuro che entro domani lo imparo e mi preparo per la visita medico-sportiva. Gabri? Pizza? Gabri, sono io! Cazzo ci fai qua? No, niente, andiamo a fare la visita medica. Sì, arrivo, scendo subito. Ok, perfetto. Eccolo qua. Pronto? Gabri, dopo 260 km, la visita medica è qua vicino, vero? Aosta. Aosta. Come Aosta?